È il 2 maggio del 1963, siamo in piena epoca della dolce vita. Sono le 14:30 e una ragazza di 23 anni, aspirante attrice e modella, varca la soglia di quel portone. Si chiama Christa Wanninger, è tedesca e sta andando a trovare una sua amica, Gerda Odop, anche lei tedesca, anche lei 23 anni, anche lei aspirante ballerina e modella. Vive lì, in quel palazzo. Entrambe, date i tempi, sono ovviamente venute a Roma per cercare fortuna nel mondo dello spettacolo. Christa prende l'ascensore, arriva sul pianerottolo e prima di riuscire a bussare alla porta dell'amica viene raggiunta da 11 coltellate. Le sue urla sono sentite da tutti i condomini, che si affrettano a chiamare la polizia o un'ambulanza. Ma la povera Christa giunge cadavere all'ospedale. L'unica che sembra non aver sentito nulla e non ha aperto la porta è proprio Gerda. Gerda apre ai poliziotti che bussano molto più insistentemente soltanto una mezz'oretta dopo, sostenendo che stava dormendo e che non aveva sentito nulla. Viene ovviamente sospettata di essere complice del delitto, o quantomeno di conoscere o voler coprire l'assassino. Viene presa e portata a Rebibbia con l'accusa di favoreggiamento, ma dopo qualche settimana, per mancanza di prove, gli inquirenti si vedono costretti a rimettere in libertà. Nel frattempo, nella borsa della povera Christa sono state trovate 2 agende e altre 3 nella pensione dove abitava, con dentro nomi anche piuttosto pesanti per l'epoca, politici, imprenditori, ma anche questi personaggi escono velocemente dall'inchiesta. A quel punto si vanno ad accusare i classici capri espiatori di tutti i femminicidi, il convivente di Gerda in quanto proprietario dell'appartamento e il fidanzato della povera Christa, ma anche loro risultano innocenti ed escono velocemente dall'inchiesta. La portinaia dello stabile e i condomini hanno però notato qualche cosa nei minuti successivi al delitto. Hanno notato un uomo che scendeva le scale, facendo finta di niente, e si dileguava. Di quest'uomo ricordano soltanto che indossava un completo blu. Non guardate me, avevo 1 anno all'epoca dei fatti. Lo sconosciuto diventa immediatamente il principale sospettato e anche la stampa lo ribattezza con un nome di assoluta fantasia, l'uomo in blu. Passa 1 anno e un giornalista di Momento Sera, Maurizio Mengoni, riceve una strana telefonata anonima. L'interlocutore sostiene di essere il fratello dell'assassino e di avere delle rivelazioni da fare, ma in cambio di queste rivelazioni vuole 5 milioni, una cifretta mica da ridere per l'epoca. Mengoni, che non è mica ricco, come si diceva una volta, avvisa i carabinieri che rintracciano la telefonata, non la prima ovviamente ma la successiva, e arrestano un oscuro pittore. Si chiamava Guido Pierri. Da una perquisizione in casa sua saltano fuori un coltello compatibile con quello dell'omicidio, con l'arma del delitto, diciamo, un completo blu e una serie di 4 diari abbastanza deliranti come contenuto, in cui Pieri programma, progetta e pianifica omicidi di donne e pare che di essi addirittura confessi l'assassino di Christa Wanninger. Dulcis in fondo il buon Pierri è ovviamente sprovvisto di alibi per il giorno e l'ora del delitto. L'artista però nega tutto. Dice che sono solo sue fantasie basate su fatti di cronaca, pura fiction. E aggiunge: volevo solo fare un po' di soldi, sono in ristrettezze economiche.
Tengo famiglia. In mancanza di prove certe viene condannato solo per la tentata truffa e per porto abusivo d'arma impropria e grazie a un'amnistia dopo 2 mesi è nuovamente libero. L'indagine sembra definitivamente arrivata a un punto morto, ma nel 1973 un ex maresciallo dei carabinieri che è andato in pensione proprio per poter indagare più approfonditamente sul caso, il maresciallo Renzo Mambrini, pubblica un libro, Crista, e accusa Pieri. Non solo, lo denuncia anche in procura, costringendo gli ex colleghi a riaprire il caso. Oltre all'arma compatibile con quella del delitto, l'abito blu e la mancanza di alibi, infatti, Pieri, nei suoi diari deliranti, avrebbe descritto dei particolari della scena del crimine che non erano stati divulgati dagli inquirenti. Come aveva potuto saperli? Passa ancora qualche anno e nel 1976 Pieri viene sottoposto a una perizia psichiatrica che lo dichiara schizofrenico e nel 1977 viene rinviato a giudizio. Nel 1978, tanto per cambiare, viene assolto per mancanza di prove, ma nel 1985 in appello la sentenza viene completamente ribaltata. Pieri è colpevole di omicidio, anche se non era in grado di intendere e di volere al momento dell'atto. Il 15 marzo del 1988 la sentenza è confermata anche dalla Cassazione, ma Pieri non andrà né in prigione né in un ospedale psichiatrico, non è imputabile e è ritenuto oramai guarito e non più socialmente pericoloso. Viene rimesso in libertà. Con buona pace di Christa Weininger.